Lo spettro del Covid, aumentano i contagi, l'incidenza in Veneto è tra le più alte in Italia. La nostra regione oggi classificata a rischio alto dal Ministero della Salute, ma da domani decade l'obbligo di mascherine su treni e autobus. Aumento del 200%, un'altra bolletta shock arrivata in municipio spinge il sindaco di Fara di Soligo a chiamare a raccolte i primi cittadini per una mobilitazione di protesta. L'annunciato ulteriore aumento delle bollette da ottobre costringe i consumatori a scelte di restrizione, se ne stanno già accorgendo esercenti e ristoratori. A Milano la protesta di Coldiretti contro i rincari, molti produttori agricoli trevigiani che hanno preso parte alla manifestazione e a rischio la tenuta delle nostre imprese. Il caro bollette incombe anche sulla stagione teatrale a Treviso. Abbiamo già adottato varie forme di risparmio energetico, dice il presidente del Teatro Stabile. L'altro nemico è Netflix. Continuano a moltiplicarsi le croci sulle strade della Marca. L'ultimo schianto mortale il 10 di settembre, ieri sera a Treviso, vittima un 43enne. Dopo averlo pizzicato per spaccio, i carabinieri scoprono che aveva razziato anche l'azienda per la quale lavorava come operaio, 26enne denunciato a Castelfranco. Presentata la stagione di concertistica del Teatro Mario del Monaco di Treviso, in programma anche il galà del 16 ottobre a 40 anni esatti dalla morte del grande tenore trevigiano. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali ritorniamo a occuparci di Covid, perché sono in aumento i contagi e l'incidenza in Veneto più che altrove. La nostra regione poche ore fa infatti è stata classificata a rischio alto nel monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità assieme a Emilia Romagna, Lazio, Marche e Puglia, ma da domani stop all'obbligo di mascherine su treni e autobus. Poco meno di 5.000 nuovi positivi in Veneto nelle ultime 24 ore e nella nostra regione il Covid torna a crescere di più rispetto al resto del paese. Lo conferma la rilevazione della Fondazione Gimbe. Nell'ultima settimana in Veneto i contagi sono aumentati del 50,9% a fronte di una media nazionale del 34% e cresce anche l'incidenza con 557 casi ogni 100.000 abitanti contro i 325 rilevati mediamente in Italia. Una situazione che preoccupa anche in vista della stagione fredda alle porte, che negli ultimi 2 anni è stata caratterizzata da una recrudescenza del virus. Una risalita dei contagi che ha spinto il governo in extremis a prorogare di un altro mese l'obbligo di mascherine nelle strutture sanitarie come ospedali, RSA, ambulatori medici e centri diagnostici, sia per il personale che per pazienti e visitatori. Non saranno invece più obbligatorie dal 1 ottobre le FFP2 su bus, metro e treni, una decisione che non convince del tutto i cittadini preoccupati dalla ripresa del Covid. Io la terrei ancora sui mezzi pubblici perché c'è gente troppo calcata, specialmente l'orario che vengono fuori i ragazzi. Si poteva continuare a portarla, sì. Trovo molto sbagliato questa cosa proprio perché in questo momento invece stiamo peggiorando e quindi dovrebbe essere mantenuta sia la distanza che la mascherina. Penso che è giusto perché non si può più con queste mascherine. Dobbiamo proprio abituarsi a convivere con il virus e basta. E poi c'è chi, nonostante l'obbligo non ci sia più, la mascherina continuerà a indossarla lo stesso. Non so quanto sia esatta la decisione, io comunque la metto. Se devo qualche volta prendere un mezzo pubblico mi metto la mascherina, non mi fido. Io se devo andare nei mezzi pubblici me la metto. Secondo me si potrebbe ancora continuare finché non abbiamo una sicurezza in autunno. Insomma, il dibattito è aperto, ma verrebbe da dire di emergenza in emergenza, perché c'è il caro bolletta ed è un allarme più che concreto. È del 200% il nuovo aumento registrato dal comune di Fara di Soligo, con il sindaco Perencin che chiama a raccolta tutti i colleghi della Marca. Diventa insostenibile la cosa. Dovremmo fare, secondo me, un'azione tutti assieme, perché l'azione singola del comune di Fara di Soligo non va da nessuna parte, ma dovremmo pensare bene tutti quanti quali politiche anche di protesta mettere in piedi, perché ripeto, così non si può più andare avanti. Per il sindaco di Fara di Soligo il tempo delle riunioni è finito. L'ultima, il 16 settembre scorso a Treviso, aveva visto i primi cittadini, non solo della Marca, mettere sul piatto tutte le difficoltà di un periodo tremendo. Ma mentre si attende che la politica intervenga, le bollette shock continuano ad arrivare.
Questa mattina è arrivata, la seconda bolletta, quindi quella di agosto, perché del mese di luglio erano arrivati 35.000 euro a fronte dei 9.000 dello scorso anno. Questa mattina invece quella di agosto e stiamo parlando di una cifra di 41.000 euro. Una bolletta di Sole Energia aumentata di quasi il 200%. Un aumento pauroso, dice il sindaco, se si pensa che queste cifre arriveranno anche a tutti gli enti locali. Preoccupazione alta anche per le aziende, soprattutto le famiglie e gli anziani. Dal 1 ottobre la bolletta in Italia avrà una maggiorazione media del 59% e per una famiglia media un raddoppio della spesa energetica già sicuro. Questa mattina ho ricevuto una signora che mi ha fatto vedere la pensione minima di 550 euro e una bolletta di 180 euro. Quindi io sono seriamente preoccupato. Una bolletta, quella arrivata al sindaco, che prende in considerazione solo il costo dell'energia elettrica. Per gli enti pubblici, infatti, l'anno termico inizia da metà ottobre e i timori di non riuscire a pagare anche il gas sono tanti. Impensabile, continua il sindaco, l'ipotesi di tagliare appalti e servizi ai cittadini. È di un mese fa la lettera che Perencina aveva inviato al presidente Draghi per lanciare un grido d'allarme descrivendo già una situazione insostenibile. Necessari interventi del governo per far fronte all'emergenza. È un grido veramente d'allarme di un piccolo comune, ma non possiamo neanche continuare a stare zitti. Qui bisogna che la politica intervenga, ma intervenga subito per mettere un freno. Perché se già adesso siamo in difficoltà noi enti pubblici a pagare le bollette e dobbiamo essere lì ogni mese a fare variazioni di bilancio per inserire liquidità, per pagare costi dell'energia elettrica che sono aumentati, triplicati, quadruplicati, e com'è che arriveremo a fine anno tenendo presente che ancora non abbiamo i costi del gas e del riscaldamento con le scuole che sono già partite? Ed è per questo che il sindaco ribadisce la necessità della protesta, perché la politica intervenga se non è già tardi. Si faccia presto, e si faccia presto vuol dire che probabilmente doveva già essere fatto. Più che scendere in piazza, il collega di Zero Branco Luca Durighetto si rivolge ai parlamentari neoeletti. Adesso dice: datevi da fare. Diciamo che la campagna elettorale si è appena conclusa, un governo uscente c'è ancora, uno entrante ci sarà a breve, i senatori e i deputati che fino all'altro giorno campeggiavano per le nostre piazze, per le nostre vie, dovrebbero aver capito la nostra situazione, quindi chi è stato delegato a gestire anche questa situazione deve darsi da fare. Sferza soprattutto i neoparlamentari il sindaco di Zero Branco Luca Durighetto, che ricorda a tutti da destra a sinistra come la campagna elettorale sia finita. Insomma, il fatidico momento della responsabilità è arrivato, dice. A inizio anno proprio Zero Branco era stato uno dei primi territori a scendere in piazza contro il rincaro di energie e materie prime. In prima fila allora c'erano gli agricoltori. Partendo da una frase semplice che uno degli autisti mi aveva riferito a gennaio, quando mi ha detto: guarda sindaco, nel momento in cui il gasolio inizia a superare i 2 euro al litro, per noi girare la chiave e mettere in moto il camion vuol dire già rimetterci. E quindi la situazione è grave, ma chi deve dare risposte, insomma, è appena stato nominato e mi auguro che abbia anche la verve e la voglia di trovarle queste risposte. E proprio nelle scorse ore in municipio sono arrivati i conti di agosto con il prospetto delle bollette. Nel 2021 erano poco più di 9.000 euro, quest'anno 27.000. E anche noi siamo passati da questo semaforo di una via secondaria Zero Branco, che è stato messo per motivi di sicurezza, che fino all'anno scorso ci costava 13 euro al mese, adesso siamo a 36 euro al mese. Ricordo tra l'altro che oltre al semaforo, qua a Zero Branco negli ultimi anni, grazie alla collaborazione dei cittadini, sono state installate una trentina di telecamere, e anche quelle naturalmente hanno un'incidenza, danno una sensazione di maggiore sicurezza e portano dei risultati, ma hanno dei costi energetici che in questo momento iniziano, sommandosi uno all'altro, ad essere anche importanti. Nel frattempo si spengono ossessivamente tutte le luci, i comportamenti fanno la differenza. E intanto stanno già cambiando le abitudini di consumo, se ne stanno accorgendo proprio in questi giorni esercenti e ristoratori. Ultimamente molti
prospettiva ad una diminuzione della temperatura delle case, mi chiedono ciabatte calde. Paradossalmente questa è una richiesta curiosa, ma vediamo che non è un singolo che me l'ha domandato, ma sono in parecchi che fanno questa richiesta. E forse la situazione che racconta meglio il clima di insicurezza che stanno vivendo i trevigiani. A noi la bolletta è aumentata del 180%. Complice il doppio, cioè l'aumento dei consumi stessi e l'aumento del prezzo della materia prima sicuramente. E con l'annuncio da parte dell'autorità per l'energia di un ulteriore aumento del 59% delle bollette, anche nella Marca la prospettiva di non arrivare più a fine mese sta colpendo anche molte famiglie che solo fino a qualche mese fa non avevano problemi di bilancio. Il risultato è il taglio del possibile anche di riti popolari come la pizza. Abbiamo notato che la gente è molto oculata a cosa mangia e diverse famiglie mangiano, una volta mangiavano le 4 pizze 1, adesso ne mangiano 2 in 4. Questa qua bevono tanta acqua. E se questa è la situazione per il piatto nazionale popolare per eccellenza, va decisamente peggio per i ristoranti e però non solo da ieri. L'estate è stata molto buona per il lavoro con gli stranieri e gente da fuori e i locali ho notato che vengono un po' meno, che stanno attenti, insomma che stringono un po' la cinghia. Ma il quadro più completo lo dà il settore moda, a cavallo tra l'indispensabile e il procrastinabile. Le spese imprescindibili hanno una quota sul pannello, sul carrello della spesa sempre più preponderante. Qui probabilmente dipende da come uno si posiziona sul mercato. Chi ha un prodotto di fascia media probabilmente soffrirà di più perché il proprio cliente avrà meno capacità di spesa. Chi invece vive più verso il lusso forse sarà solo sfiorato. Chi è ricco problemi grossi almeno dal punto di vista economici non li ha e quindi continuerà probabilmente a non averli. E in questo contesto si inserisce la discussione di ieri sera in Consiglio Comunale del piano antismog che partirà la prossima settimana e durerà fino a fine aprile 2023. Tra le regole per la prima volta una riguarda le famiglie in difficoltà proprio a causa del caro energia. Non potevamo mettere al freddo in questa particolare situazione molte famiglie che non potrebbero pagare le bollette del gas e quindi è stata una scelta voluta dalla maggioranza tutta. Gli aumenti di luce e gas si vedono ovunque, anche nell'ordinanza antismog confermata ieri sera in Consiglio Comunale. Regole sì, ma per la prima volta con una deroga alla povertà. Dato che siamo in un periodo molto particolare per le bollette, abbiamo deciso di inserire una deroga che consente l'utilizzo di pellet o legna in casi particolari in cui la famiglia dimostri particolari indigenze nel non poter pagare le bollette del gas. Un provvedimento che per il resto ricalca quello dello scorso anno. Partirà da lunedì perché in realtà dal primo giorno feriale consecutivo all'entrata in vigore dell'ordinanza. Gli Euro 4 non potranno circolare dalle 8.30 alle 18.30 della giornata dei giorni feriali e poi eventualmente dovessimo avere degli sforamenti consecutivi andremo in zona arancio, in zona rossa, allora a quel punto ci saranno altre restrizioni. Queste le indicazioni principali di un piano pubblicato sul sito del Comune. Molti invece i canali di informazione da lunedì sullo stato di salute dell'area cittadina. Che i cittadini non si preoccupino che non resteranno a piedi, ma ci sono sempre delle deroghe che consentono in qualche modo di ovviare se ci sono delle problematiche conclamate. E i pannelli luminosi in giro per la città hanno le diverse segnalazioni delle fasce, chiaramente si parte in zona verde, poi se ci sono 5 sforamenti consecutivi si va in zona arancio, se ci sono 10 sforamenti consecutivi si va in zona rossa. Però utilizzeremo i pannelli o la comunicazione tramite SMS o tramite i mezzi di stampa. E c'è chi chiede di scendere in piazza, avete sentito poco fa il sindaco di Farra di Soligo Perencin, e chi in piazza ci è già sceso, come nel caso degli agricoltori. Oggi a Milano tantissimi veneti e i trevigiani in particolare. Una 3 giorni di manifestazione del mondo agricolo e sono già 100.000 gli ospiti arrivati al villaggio Coldiretti di Milano in solidarietà ai produttori piegati dagli aumenti. Rincari che mettono a rischio la sopravvivenza delle aziende e con loro i prodotti tipici che hanno fatto conoscere l'Italia e il Veneto in tutto il mondo. E a Milano nutrita la rappresentanza veneta per chiedere interventi urgenti perché spiegano il tempo delle parole è finito, adesso bisogna fare presto. Con il rincaro dei prezzi vediamo che la situazione
situazione diventa insostenibile per i nostri contadini e quindi siamo venuti qua per cercare di provare tutti insieme a dare una mano a noi stessi e anche a quelli che sono i nostri cittadini, perché dipendiamo da quelle che sono le nostre culture, le nostre risorse, che sicuramente sono meglio di quelle che possiamo trovare al di fuori dell'Italia e dell'Europa. Per chiedere aiuti al comparto agricolo, che è il settore strategico per il nostro Paese. Gli agricoltori vogliono continuare a produrre ma non possono farlo in perdita e stanno pagando a caro prezzo sulle loro aziende tutti quegli aumenti che anche sulle nostre famiglie stanno ricadendo. La giornata è stata anche l'occasione per far conoscere ai visitatori e soprattutto ai più piccoli le produzioni agroalimentari che caratterizzano i nostri territori. Per far conoscere, per far toccare con mano i nostri cittadini, i nostri consumatori, il meglio del nostro Made in Italy. L'agroalimentare a livello nazionale cuba più di 500 miliardi di euro e solo a Padova abbiamo più di 1 miliardo. Comuni, famiglie, imprese, ma il caro energia entra anche in teatro. Abbiamo cambiato tutto l'assetto del teatro, è vocato, è stato impostato per il risparmio energetico. Questo lo abbiamo fatto un anno fa a prescindere. Inizia l'insegna del risparmio energetico e non potrebbe essere altrimenti, visti i tempi, la stagione a teatro, dove per un sipario che sembra calare, quello sul Covid, ce n'è un altro che si sta alzando. Certo, il caro energia, i costi, i contratti, certo che è un momento difficile, ma intanto incassiamo il fatto che è finita la pandemia, perché se possiamo toglierci la mascherina anche in treno e dobbiamo tenerla ovviamente negli ospedali, noi pensiamo che sia una buona notizia. Lo stesso Teatro Stabile sta monitorando accanto al Comune di Treviso spese normative anche per quanto riguarda il riscaldamento. Prevediamo quello che dice la legge, noi siamo un teatro pubblico, non è che posso fare quello che voglio io, devo fare quello che mi impone la legge. Ma il caro energia Beltotto, lo sa bene, interessa soprattutto gli spettatori e quindi le loro abitudini. È difficile sempre uscire, spendere soldi, sembra che ogni volta sia da dover scalare una montagna, invece deve tornare a essere un piacere. Un piacere che deve rimanere in presenza a fronte dell'erosione continua di pubblico da parte delle piattaforme virtuali come Netflix. Abbiamo a che fare con un'offerta di spettacolo che è sempre più facile da fruire, sembra di poco costo, invece ha un costo sociale, ha un costo intellettuale e ha un costo per la comunità che è gravissimo. Nonostante tutto però resta la voglia di teatro tra i trevigiani, i numeri degli abbonamenti fanno tirare un sospiro di sollievo. Quota 4.000 abbonati, guardate, un miracolo. Io ho detto a 2.500 sarei stato contento, a 3.000 avrei offerto una bottiglia a tutti quelli dell'ufficio, a 3.500 gli avrei offerto anche la cena e a 4.000 ragazzi devo portarli fuori tutti in posti che ne vale davvero la pena, saranno tutti posti trevigiani dove si mangia bene. Il quadro quindi è in chiaro scuro. Apriamo adesso la pagina della cronaca. Stavano viaggiando ad alta velocità lungo Viale della Repubblica a Treviso quando personale dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Treviso ha fermato l'auto per i controlli del caso. A bordo 2 uomini di 24 e 32 anni, una ragazza 23enne. I 3 però al momento di fornire agli agenti le proprie generalità si sono rifiutati di farlo aggredendo verbalmente e fisicamente i poliziotti. Uno di loro nella colluttazione è rimasto lievemente ferito. Il 24enne, che era già sottoposto a procedimento penale per tentato omicidio ai danni di un pubblico ufficiale per questo motivo gravato dalla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, è stato arrestato in flagranza per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e per rifiuto di fornire le proprie generalità. Gli altri 2 occupanti dell'auto sono stati invece denunciati in stato di libertà per i medesimi reati. Ma rimaniamo sulle strade della Marca, sempre a Treviso città, dove ieri sera si è registrato l'ennesimo incidente mortale, il 10° da inizio settembre. Una moglie e 3 figli piccoli che aspettano invano il suo ritorno a casa a Villorba prima che la terribile notizia cambi loro la vita per sempre. La 10ª vittima di settembre nelle strade sempre più insanguinate del Trevigiano è un papà nigeriano di 43 anni, Christopher Okoduwa.
Cuoco e cameriere in un ristorante africano a Canizzano, si trovava a bordo della sua Peugeot 206 diventata un ammasso di lamiere dopo lo schianto frontale contro l'altra Peugeot condotta da un 54enne di Macerata. Finito quest'ultimo sul fossato che costeggia Viale della Repubblica a Treviso e vivo per miracolo, estratto dall'abitacolo con ferite lievi e sottoposto agli esami tossicologici. La strada è rimasta chiusa fino a tarda notte per permettere ai vigili del fuoco di rimuovere i mezzi e alla polizia locale di raccogliere gli elementi utili ad accertare la dinamica. Il 43enne nigeriano, padre di 3 bimbi di 1, 8 e 10 anni, era diretto a Villorba, direzione opposta per il 54enne. L'impatto all'incrocio con Via del Legname. Christopher è morto sul colpo. Per Viale della Repubblica il secondo dramma in meno di un mese. Il 31 agosto scorso un 27enne della Guinea in bicicletta era stato travolto da un'auto e sbalzato per 10 metri in un fossato, finendo in ospedale in gravi condizioni. Lo spaccio di droga non era l'unica attività illecita di un cittadino di origini marocchine che dopo essere stato tratto in arresto alcuni giorni fa dai carabinieri di Castelfranco Veneto dopo aver ceduto una dose di cocaina a un cliente è stato denunciato oggi per aver razziato bobine di materiale plastico da imballaggio, una settantina di tute, maglie da lavoro, un flessibile, un trapano elettrico da una ditta della Castellana dove da qualche tempo faceva l'operaio. In casa i carabinieri hanno trovato anche una decina di giubbotti e piumini nuovi di marca prestigiosi contraffatti. Su questo sono in corso accertamenti per verificarne la provenienza. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro. E a proposito di sicurezza nella Marca, i dati dei reati sono stati al centro della riunione odierna del Comitato Ordine Pubblico e Sicurezza che si è tenuto in prefettura. È richiesto dopo la violenta rapina di poche settimane fa a Oderzo dal sindaco Scardellato. Ne emerge un quadro tutto sommato confortante. Il raffronto viene fatto sull'anno del 2019, in quanto il 2020 è stato quasi tutto in lockdown, il 2021 ci sono stati dei mesi di lockdown, pertanto non sono prendibili come raffronto, e il raffronto si fa sul 2019. Rispetto al 2019 tutte le voci di reato sono in calo. I dati definitivi saranno comunicati nei consuntivi delle diverse forze dell'ordine, ma il quadro che emerge nei primi 8 mesi del 2022 è rassicurante. Tutti i principali reati, compresi quelli contro il patrimonio, sono in diminuzione. Ad eccezione di una soltanto, e non riguarda generalizzato tutto il territorio della provincia, ma in realtà solo qualche comune, e se no quello degli scippi. Però, infatti, una recrudescenza che abbiamo avuto in alcuni mesi, gli autori sono stati identificati e arrestati, e da allora anche questa voce di reato in questo momento non si evidenzia. Più in generale nella Marca i colpevoli sono spesso identificati dalle forze di polizia. Nel caso di furti e rapine la percentuale si attesta sul 40% dei delitti commessi, 20% negli altri casi. La provincia di Treviso a questo proposito ha gli indici di individuazione dell'autore del reato altissimi rispetto alla media nazionale. La fotografia è stata scattata in prefettura con i rappresentanti dei principali comuni della Marca, Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale, presenti Mario Conte per Treviso e Maria Scardellato Oderzo. Da quest'ultima è partita la richiesta del vertice dopo la violenta rapina in una sala slot del territorio poche settimane fa. È proprio per questo che abbiamo chiesto il confronto, per avere i numeri, la consapevolezza che rispetto al 2019, per esempio i furti in appartamento a Oderzo, nel 2019 era una cinquantina, quest'anno sono una ventina, quindi sono in diminuzione. Quindi questo non vuol dire che si deve allentare l'attenzione, però deve dare quella sensazione di tranquillità e di un'esatta percezione dello stato di sicurezza e insicurezza. Un giovane di 26 anni, probabilmente uno tra i principali fornitori di cocaina alla clientela del capoluogo, è stato arrestato dalla polizia di Treviso perché trovato in possesso in casa e nella sua auto di oltre 20 grammi di cocaina di ottima qualità, più quantitativi modesti di altre sostanze, 20.000 euro in contanti. Gli agenti hanno anche recuperato bilancini di precisione e strumenti per il confezionamento delle dosi. Dal cellulare del giovane sono stati prelevati nominativi di decine di presunti acquirenti, in larga maggioranza
maggioranza italiani, sui quali saranno compiuti ulteriori accertamenti. Voltiamo decisamente pagina e occupiamoci della stagione venatoria. Cacciatori provenienti da tutto il Veneto hanno manifestato questa mattina a Venezia contro la sospensione del calendario venatorio. Intanto però l'appello che la Regione aveva presentato al Consiglio di Stato contro la sospensiva del TAR è stata rigettata. Una marea di pettorine gialle provenienti da mezzo Veneto hanno raggiunto Venezia per manifestare contro la sospensione del calendario venatorio regionale 2022-2023, per difendere la stagione venatoria dalle limitazioni cui è stata oggetto come numero di giorni e per specie cacciabili. I cacciatori hanno raggiunto la sede della Giunta regionale, ma è proprio l'appello che la Regione aveva presentato al Consiglio di Stato contro la sospensiva del TAR è stato rigettato. Ora l'udienza al TAR è fissata per il 30 novembre, ma nel frattempo l'ordinanza impedisce la caccia a quasi tutte le specie fino a fine mese, oltre che per le 2 giornate integrative che sarebbero previste tra ottobre e novembre. Come è andata oggi? Bene, io mi ho portato a casa quasi niente. Speriamo che ci ascoltino e noi altri siamo qua che aspettiamo. Vanno come tira il vento qua, ti dicono e poi ti promettono e poi. Colpa comunque della Lega, perché ci ha tradito, ma ha già pagato domenica la batosta delle elezioni. Condivido quello che ha detto lui, perché ha già pagato domenica. Non dovevano fare questo, perché si sono comportati male quelli della Lega. Eravamo numerosissimi e abbastanza rumorosi, pensiamo di aver raggiunto lo scopo. Valeva la pena di venire oggi? Sì. Ma vi ascoltano? Cosa hanno detto? Oh, speriamo. Sono riservati a martedì. Quindi non martedì, ce la... Quindi martedì 4. Voi siete fiduciosi? Sempre, se stai a casa. Questo dunque è l'umore dei cacciatori veneti. Adesso andiamo in pubblicità fra poco. Di nuovo in diretta per ritornare a teatro. Prima ci siamo occupati di caro bollette, ma nonostante tutto sta iniziando la stagione concertistica. E che stagione? Una grande stagione, partiamo con un grandissimo evento, un galà dedicato a Mario del Monaco, grande tenore del secolo scorso, a cui è dedicato il teatro e che il 16 ottobre del 2022 sono 40 anni dalla morte. Per proseguire poi con una stagione di concerti sinfonici e cameristici che si snoderanno fino al mese di maggio 2023. Non solo concerti, perché nel programma del teatro ci saranno altre 2 importanti rassegne, quella di danza, calligrafie e altri percorsi, una selezione di spettacoli che apre il palco del teatro ai più diversi linguaggi. Tra gli artisti Geppi Cucciari, Lodo Guenzi e Alessandro Preziosi, ma le novità non sono finite. La notizia che volevo svelarvi è un'altra, perché il premio invece Toti del Monte, il concorso Toti del Monte diventerà biennale, quindi negli anni pari, quindi tornerà nel 2024, mentre dal 2023 la città di Treviso ospiterà un grande premio alla carriera dedicato a Mario del Monaco, un tributo molto importante che la città assolutamente deve a uno dei più grandi tenori della storia dell'umanità. E proprio in onore del grande tenore, la nipote alla presentazione del cartellone della stagione teatrale per il galà del 16 ottobre che si svolgerà in suo onore ha voluto ricordare preziosi momenti dell'infanzia passata accanto a lui. Lui viveva per il respiro giusto al momento giusto, la frase musicale che doveva terminare in quel modo. A casa mia si parlava solo di quello, solo di musica, di arte, di fraseggio, di sguardo, di interpretazione, di teatro. Vediamo adesso insieme le previsioni del tempo per il weekend con il nostro generale Iannicelli. Ancora poche ore di tempo instabile e poi ci sarà un netto miglioramento. Come vedete dalla carta c'è un sistema perturbato che tende a interessarci proprio qui in serata. Sistema perturbato trasportato da noi da una depressione che è localizzata sul nord Europa, aiutata da una depressione anche sull'entroterra africana, e quindi questo darà vita a questo tempo instabile nelle prossime ore. Poi vedete l'anticiclone dell'Azzorro è pronto ad espandersi su di noi e a garantire un netto miglioramento addirittura poi anche per i prossimi giorni. Quindi più in dettaglio prevediamo dopo le piogge di questa sera qualche temporale, per domani inizialmente, quindi durante la notte ancora qualche fenomeno
residuo, e poi dei rasserenamenti, naturalmente prima una variabilità e poi sempre meglio, il cielo si libera dalle nubi sempre in maggior misura. E per quanto riguarda domenica, anche domenica il cielo sarà poco nuvoloso, ma ripeto, gran parte della prossima settimana all'insegna del tempo stabile. Di qualche cambiamento si comincerà a parlare a fine della prossima. Per quanto riguarda i venti, saranno deboli, direzione variabile, ma stasera potremmo avere qualche rinforzo durante le piogge e i temporali. Per quanto riguarda poi le temperature, abbiamo valori minimi tra i 13 e i 15 gradi, valori massimi 20, 22, 23 gradi anche. L'Alto Adriatico per ora è mosso, ma tende al poco mosso. È tutto. E noi adesso andiamo a Belluno. In primo piano per la cronaca dal bellunese i temi amministrativi con il primo cittadino di Belluno, Oscar De Pellegrin, affiancato dalla giunta al completo che ha illustrato il lavoro dell'amministrazione a 100 giorni dal suo insediamento a Palazzo Rosso, smentite frizioni all'interno della maggioranza, confermati i gravi problemi di bilancio causati principalmente dall'aumento esorbitante delle spese per energia e gas. Si lavora e a testa bassa a Palazzo Rosso per gettare le fondamenta su cui costruire una città nuova, pronta a scalare le classifiche della qualità della vita e riconquistare il suo ruolo di capoluogo, volano trainante di tutta la provincia. 100 giorni sono volati per Oscar De Pellegrin e la sua giunta, che stamattina hanno parlato di impegno determinato e di strategia politica. Abbiamo lavorato in sinergia all'interno della struttura comunale, ma anche dall'esterno, per creare tutti questi canali di collaborazione sia nazionali che internazionali. Più turismo, più cultura e più sport, in vista anche delle Olimpiadi che avremo qui nella nostra provincia, Olimpiadi Paralimpiadi del 26. Dal sociale al turismo, dall'ambiente alla scuola, passando per la cultura, l'attuazione del programma, i lavori pubblici e il bilancio, nota dolente quest'ultima, non solo per Palazzo Rosso. Io credo che sia veramente un momento difficile, che io mi auguro, è un monito che voglio lanciare al nuovo governo, che venga costituito quanto prima e che tenga presente in questo, perché così io credo che durante l'inverno nei prossimi mesi sarà veramente dura e vedremo veramente chiudere tante saracinesche, e questo non dobbiamo permetterlo. Il vice sindaco e assessore al bilancio Paolo Gamba non ha nascosto la sua preoccupazione anche sui costi per il mantenimento delle opere lasciate in eredità dall'amministrazione Massaro. Il restauro ha fatto perdere 2 classi energetiche alle Gabelli. Il museo Fulcis, a fronte di incassi annui pari a 12.000 euro, costa a Palazzo Rosso 280.000 euro. È mancata un'intuizione green e una visione del bilancio per centri di costo, ha detto Gamba, che confida sulla collaborazione di tutti e dei cittadini in particolare. Smentite per bocca del sindaco le voci di scricchioli in seno alla maggioranza dopo le contestazioni sul bilancio consolidato del consigliere della Lega Francesco Lagrua durante l'ultima riunione del Consiglio Comunale. Il comportamento del consigliere Lagrua, sicuramente io dico che le cose che lui ha fatto obiezione le doveva fare sicuramente in commissione. Io non so che problemi ci siano, la maggioranza c'è, anche ieri ci siamo parlati, il sostegno c'è tutto, quindi se c'è un problema che ha questo consigliere, io sono qui disponibile ad ascoltare le sue proposte. Sulla presunta perdita di 2 classi energetiche causate dal restauro delle Gabelli, dichiarata oggi dall'assessore al bilancio Paolo Gamba, interviene lapidario l'ex assessore Franco Frison. Non conosco gli elementi scientifici alla base delle affermazioni del mio collega, commenta Frison, che aggiunge: alle Gabelli il risparmio energetico si è concretizzato con la sostituzione dei vetri in vetrocamera, l'installazione di pannelli fotovoltaici in copertura, isolamento dall'interno delle pareti esterne con l'installazione di caldaie a cascata e del riscaldamento a pavimento. Questa è la risposta di Frison a Paolo Gamba. E saliamo a Cortina per parlare ancora una volta della pista da bob. Sulla pista da bob il CIO è stato chiaro nella sua posizione, ovvero che costruire una nuova pista a Cortina non è un requisito per i Giochi Olimpici. Lo scrive il direttore esecutivo dei Giochi Olimpici del CIO nella lettera di risposta, quella firmata da 1260 cittadini di Cortina
e inviata a Losanna lo scorso 16 di settembre. Secondo il CIO, perciò, la pista da bob non è necessaria, ma si legge, essendo stati informati dalle autorità locali che questo sarebbe stato un progetto turistico sportivo che sarebbe andato avanti anche senza i Giochi Olimpici, abbiamo concordato che questa iniziativa non sarebbe stata parte del budget previsto per i Giochi Olimpici invernali. Quindi, afferma la Presidente del Comitato Civico di Cortina, l'affermazione che abbiamo le Olimpiadi perché nel dossier c'è la riqualificazione della pista da bob è stata smentita dal CIO. La responsabilità presente e futura è tutta italiana, chiosa quindi Marina Menardi, da Malagò a Zaia passando per Ghedina e Lorenzi, rispettivamente ex sindaco e sindaco di Cortina. La polemica, quindi lo capite, sulla pista da bob non si placa. Parliamo adesso di un altro argomento, parliamo della filiera del bosco per creare energia. Se ne è parlato oggi a Belluno grazie a una iniziativa nata dal mondo sindacale. Legno al centro dell'attenzione della CGIL, dal bosco alla produzione di energia, come recita il titolo del convegno. Una filiera rinnovabile perfettamente inserita nelle linee green del PNRR da studiare e valorizzare. Il progetto è quello di dare nuovo sviluppo a una filiera completa e complessa del settore legno, partendo dall'analisi di quello che può essere il legno presente in provincia di Belluno nelle sue varie forme, quanto può essere stoccato, come riorganizzare anche il pezzo iniziale del taglio e quindi della fornitura, per andare verso una riorganizzazione del sistema eventuale delle segherie e per giungere infine all'elemento, fra virgolette, di novità, ma io dico di necessità, che è quello della produzione di energia elettrica. Filiera del legno utile, ma ovviamente non sufficiente. Un'occasione comunque da studiare e sfruttare. Adesso il tema vero nel breve è governare purtroppo gli aumenti per far sì che le aziende non falliscano, quindi siamo in una situazione abbastanza anomala, particolare e delicata, però ce la faremo di sicuro. Una filiera importante per la provincia di Belluno che potrebbe offrire interessanti opportunità per il risparmio energetico come per il contrasto all'inquinamento. Le comunità economiche rinnovabili potrebbero essere utilizzate nel nostro territorio proprio per far sì che il sistema dell'impresa e non solo il sistema dell'impresa possa effettivamente avere un'autoproduzione e un autoconsumo dell'energia elettrica prodotta, quindi di fatto risparmiare sull'energia elettrica perché la si autoproduce. Ma il tema forse più generale è quello di mettere in campo una filiera del legno da un punto di vista anche della lotta contro il cambiamento climatico, perché il legno è un elemento assolutamente importante da un punto di vista delle fonti rinnovabili. Festività di fine anno a Cortina, il caro bolletta si combatte con la tradizione. Nella conca ci saranno meno luminari e più addobbi che richiamino l'artigianalità ampezzana. Questa è la proposta del sindaco di Cortina Gianluca Lorenzi per far fronte all'aumento delle spese per l'energia elettrica, pur non rinunciando alla volontà di rendere omaggio al Natale. A fronte del primo rincaro di bollette e materie prime che ha già gravato sulle previsioni di bilancio del Comune, si sta studiando quindi un piano di addobbi alternativi improntato a una sobria eleganza, invitando anche attività economiche e cittadini ad abbellire come di consueto le proprie sedi e abitazioni, facendo però attenzione alla situazione contingente. Così dunque a Cortina. È tutto anche per questa edizione da Belluno e Treviso. Vi lascio le previsioni del tempo, buon proseguimento di serata. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Si avvicina lentamente l'alta pressione, ci attende un weekend all'insegna di un tempo sostanzialmente buono. Vediamo insieme il dettaglio di sabato 1 ottobre. Sul Veneto il mese inizia all'insegna di una prevalente stabilità atmosferica. Fino al primo mattino probabili nubi basse e locali nebbie in pianura e in qualche fondovalle. In seguito cielo sereno o poco nuvoloso con occasionali addensamenti in montagna.
Temperature in ripresa, minime tra 8 e 13 gradi, massime invece comprese tra i 19 e i 22 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui sarà soleggiato ovunque, cielo un po' più nuvoloso sui rilievi e nel pomeriggio saranno possibili deboli piogge su Alpi e Prealpi Giulie. Temperature minime sui 12-15 gradi, massime intorno ai 18-21 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui sole prevalente. Sui settori di confine la nuvolosità rimarrà intensa e in serata saranno possibili deboli piogge. Temperature minime intorno a 11-13 gradi, massime infine sui 19 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in nostra compagnia. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato, a Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.